C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Dà voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Buon pomeriggio qui dal Nino Bue di San Giovanni Gemini, dove oggi andrà in scena l'incontro valevole per la 22esima giornata di campionato del girone A di promozione fra Gemini e Riviera Marmi. Gemini del nuovo acquisto A Bene, che ha tanta voglia di rialzarsi per riprendere a correre e salire la china della classifica. Zerbo, atterrato Gaetano Zerbo ed è calcio di rigore su Gaetano Zerbo. Alla battuta lo stesso Gaetano Zerbo, attende il fischio dell'arbitro di Ostia, prende la rincorsa, tira ed è gol, ed è 1-0. Gaetano Zerbo sigla l'1-0 del San Giovanni Gemini, subito sotto la curva ad esultare. Marino per Giuffrida, salta la difesa ospite, Giuffrida con un tocco da sotto mette alle spalle di Giacalone ed è 2-0 per il San Giovanni Gemini. Esplode il Nino lo 2. Calogero Giuffrida che va a esultare, va a cercare proprio lui, Cusumano, e lo abbraccia. Fabio Marino si invola sulla sinistra, cerca di saltare il numero 4 Lamia. Numero, mamma mia, di Marino, mette al centro, raccogliere la sfera, Calogero Giuffrida e insaccare nuovamente per la terza volta la difesa ospite del Riviera Marmi del 3-0 per il San Giovanni Gemini. Lo bianco per Pellitteri di testa per Gaetano Zerbo tu per tu con Giacalone, firma il 4-0 del San Giovanni Gemini. Gaetano Zerbo che raggiunge quota 16 reti in questo campionato di promozione, e lui, Gaetano Zerbo, l'idolo della curva del San Giovanni Gemini. Calcio d'angolo per Riviera Marmi, la mia di testa alle spalle di Buttacavolo e sigla il 4-1. Arriva il gol della bandiera per il Riviera Marmi, 4-1 per il Gemini. Ancora Riviera Marmi pericoloso con Cane, e no Sardina, quell'uomo non va atterrato proprio lì ed è calcio di rigore. Opportunità per il Riviera Marmi di segnare 4-2. Castiglione alla battuta, Buttacavoli, tocca ma non blocca la sfera ed è 4-2 per il San Giovanni Gemini. Siamo giunti al 91esimo, Castiglione mette in avanti per Presta che appoggia per Melillo, tira di gran botta ed firma il terzo gol del Riviera Marmi. 4-3, Gemini 4, Riviera Marmi 3. Spazza Sardina, raccoglie Marino allontana via la palla, raccoglie Riccardo Petruzzella che si invola da solo sulla sinistra, può servire Gaetano Zerbo, ma che occasione che va a sprecare Petruzzella, no! E finisce così l'incontro, Gemini batte Riviera Marmi 4-3. Dal stadio Nino Lo Bue è tutto, veramente una bellissima partita. Una sconfitta che sta stretta a demerito dei suoi giocatori che hanno sbagliato molti gol sotto porta. Una partita molto strana, diciamo. Paradossalmente, dopo che era chiusa, cioè che abbiamo subito il 4-0, forse il fatto di ritornare a giocare a mente serena, con tranquillità, appunto perché si pensava che la partita fosse finita, ci ha consentito di giocare come solitamente sappiamo fare e di creare almeno 7-8 occasioni da gol nette, chiare, cioè ci siamo presentati a tu per tu col portiere. Purtroppo ne abbiamo messo soltanto 3 dentro e quindi siamo usciti sconfitti. Un'importantissima vittoria oggi contro il Riviera Marmi. Sì, oggi abbiamo vinto una partita davvero importantissima, quindi siamo davvero contenti. Un plauso va ai ragazzi che, come sapete tutti, oggi eravamo super rabberciati per le tante assenze. Comunque chi ha giocato, i vari Pellitteri, Petruzzella Junior, Frangolino e tutti i ragazzi che sono under hanno dato davvero il massimo. Complimenti a Giuffrida che ha fatto una doppietta, a Zerbo che si è preso una grossa responsabilità giocando lui solo in avanti. Comunque oggi veramente è stata una vittoria del cuore che dedichiamo sicuramente al mister, che soffre come un cane a casa, e poi a tutta la gente che ancora crede in noi e a noi stessi che abbiamo veramente tanto sofferto. Calogero Giuffrida sarà in cattedra con una splendida doppietta.
È stata un'emozione grandissima, in una cornice di pubblico stupenda, qui a San Giovanni Gemene. Sono contento per la mia prima doppietta in promozione, i gol li dedico alla mia squadra, a tutti i miei compagni che hanno la squalifica, alla mia famiglia e spero di fare bene ancora con San Giovanni Gemene. Grazie.